Ogni città ha la sua storia, indipendentemente da quei grandi eventi che tutti noi conosciamo. Quest'oggi rivivremo il ricordo di un oggetto sensazionale per quello che riguarda la storia sibarita. Guardate dove abbiamo il piacere di portarvi quest'oggi. Fateci strada, prego. Noi abbiamo dedicato le prime puntate ad una nostra presunta ricostruzione dell'impero sibarita, viaggiando nel territorio di Broglio prima e di Francavilla Marittima poi. L'importanza di questa importantissima civiltà, ma non solo, passeggeremo all'interno del nostro centro di San Sosti, dove porteremo alcune delle numerosissime storie. Lui è Kiniskos, praticamente è un guerriero atleta spartano, Sì. È colui che offrì la famosa scura e martello alla dea Era, la scura in bronzo che purtroppo oggi è conservata presso il British Museum di Londra, vincitore di 4 edizioni dei Giochi Olimpici. Dopodiché lui, dopo una serie di vicende che lo vedono trionfatore e vittorioso, decide di trasferirsi nella megalopoli dell'epoca, dell'antica Sibari. Come ringraziamento, allora pensa di offrire la scure, l'ascia, alla dea. Perché la scure? Perché la scure, martello, è il simbolo della divinità, è il simbolo della madre terra, della dea madre e quindi anche della dea Era, come ringraziamento. Il nostro viaggio all'interno delle bellezze calabresi e soprattutto nella provincia di Cosenza continua, in realtà non si è mai fermato. Grazie a voi per aver voluto essere qui oggi, per dare questa opportunità a questo territorio che non lo dico io perché sono il sindaco, ma è un territorio ricco, vasto, di tante bellezze. Ecco, San Sosti è la porta sud-occidentale del Parco Nazionale del Pollino, inserito in un contesto naturalistico bellissimo. La Gola del Rosa, che insieme al Raganello sono le due perle del Parco Nazionale del Pollino del Sande Calabrese, ha dei siti archeologici importanti come il Castello della Rocca, i casalini della Porta Serra, dove è stata rinvenuta l'ascia votiva del VI secolo che è custodita al British Museum di Londra. E poi la perla è il santuario del Pettoruto, un santuario mariano che richiama centinaia di migliaia di presenze all'anno, che è in questo contesto della Gola del Rosa, che è la via istica che i greci usavano per congiungere Sibari a Laos. Quindi, come potete vedere, è un centro storico molto bello. Ed eccola qui, il motivo della nostra venuta. Eppure ci troviamo davanti un frammento di quella che fu l'importanza storica della leggendaria e mai dimenticata Sibari. Camminiamo nel centro storico di San Sosti, dove ad accompagnarci c'è il dottor Bartucci che ci porta ad ammirare le bellezze. Dove stiamo andando in questo preciso momento? Andiamo al museo del Parco Nazionale del Pollino, Sì. nel comune di San Sosti, museo archeologico e multimediale. Praticamente si tratta di un carcere, dico carcere medievale, Sì, utilizzato anche in età borbonica, sì. e come casa mandamentale fino al 2000, poi restaurato con fondi dell'ente parco appunto, e oggi sede del museo Artemis. Si è seguito un ciclo per ricostruirlo, si parte da un periodo, si va a finire ad un altro. Sì, certo.
praticamente è stato completamente restaurato senza alterare lo stato dei luoghi originari, ovviamente. Noi organizziamo delle mostre tematiche archeologiche, prendendo i materiali in deposito presso il Museo Archeologico Nazionale della Sibarite di Sibari, e appunto organizziamo queste mostre tematiche sull'archeologia. Che si va a rivivere, voglio dire, fondamentalmente il periodo storico dell'abitato. Stiamo a distanza perché continuiamo in questo meraviglioso museo, in questa meravigliosa sala museale ricostruita ad hoc, e mi hanno detto che ancora sarà lavorata, dove porteranno numerose bellezze. Sì. Noi qua ad esempio ritroviamo queste sculture, ci vuole introdurre Certo. nella ricostruzione? Allora, queste 3 sculture provengono da una piccola cappella gentilizia che è praticamente qui di fronte, a qualche metro di distanza. La cappella gentilizia attualmente è in stato di abbandono e si rischia il crollo del solaio e del tetto. È in atto l'iter burocratico e amministrativo per il restauro e la riapertura al culto e al pubblico della cappella gentilizia dei Guaglianò. Nel frattempo queste 3 meravigliose sculture sono state recuperate e sistemate qui in attesa di ritornare dal luogo di cui provengono. Come vediamo... Quindi la vostra presenza, voglio dire, è tangibile. Siete certo. Ed è una meraviglia. Noi praticamente questo è un laboratorio archeologico. Vi fa onore. Occupiamo del monitoraggio dei beni culturali del Parco Nazionale del Pollino e non solo. Vi fa onore. Ritorniamo alla statua che vediamo qui. Praticamente è una scultura lignea e rappresenta San Francesco di Paola. È tra le più antiche della Calabria perché risale alla fine del 1600, quindi poco dopo la morte di San Francesco. L'iconografia, come la vedete qui, non la troveremo in nessun'altra scultura. Possiamo vedere in particolare della barba, per esempio, alla greca, se vogliamo. Va a richiamare i temi classici. Esatto, va a richiamare i temi classici. Sembra quasi molto simile a quella di Marco Aurelio nelle prime statue. Esatto, la tecnica praticamente è quella. E forse è quella più verosimile, visto che chi l'ha realizzata molto probabilmente o ci ha avuto contatto, visto che siamo di poco dopo la sua morte, oppure comunque conosceva molto bene la storia di San Francesco di Paola. Mentre alla vostra sinistra e alla vostra destra? Allora, sulla mia destra abbiamo Santa Rosa da Lima, protettrice dei naviganti, dei marinai e dei carcerati, se non vado errando. È la prima volta che ci capita di È trovare. molto difficile trovare questo tipo di culto nella Calabria. Eppure abbiamo viene dal Perù. Questo da qui viene dal Perù, come addirittura dal Sud America, come culto. Lì è molto venerato. Perdona, e come si trova qua a San Sosto? E praticamente la famiglia che l'ha voluta evidentemente veniva o aveva contatti con il Sud America e ha voluto che venisse anche rappresentata qui a San Sosto. Perdonami, giusto per contestualizzare il periodo, qua siamo a cavallo del... Allora, qui siamo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Sensazionale. La bellezza del volto, vabbè, No, ma di là trovare, come diciamo, un collegamento tra terre del Sud America e la nostra, voglio dire. Ancora un'altra curiosità, è l'altra scultura sulla mia sinistra. Quello in pratica è San Rocco. Quindi noi abbiamo questi legami molto ricorrenti con l'Italia, diciamo con Reggio e con la Sicilia, in quanto abbiamo anche la chiesa di Santa Rosalia, che Santa Rosalia è una santa siciliana.
Lui è San Rocco, viene anche ha bisogno di restauro ed è molto interessante, ti dico perché è uno dei pochi esempi in cartapesta, e questo è del 700, fine del 600, inizio del 700, di scuola pugliese, proviene dal Tarantino, ed è un esempio di cartapesta che si è tramandato a noi, ed è difficile. Fa pensare che nelle vicinanze o comunque nell'Italia ci fosse proprio una fiorente scuola di arte e di pensiero. Vedete i dettagli della una cosa incredibile. Sì, è un unicum. Sì. Poi trovarlo con il cagnolino non è facile, perché San Rocco viene raffigurato soprattutto con il rovo e la ferita al ginocchio. Invece lui c'è la leggenda del cagnolino. Sappiamo che il cagnolino lo va a trovare nella grotta e gli porta da mangiare. Ecco, il cappello e il cagnolino. Qui siamo alla fontana di Fra Giovanni. Intanto fa parte dell'antico monastero di San Sozonde, che si trova qui a pochi ruderi, sono qui a pochi metri. Sì. Da qui iniziava la via penitenziale che conduceva anticamente alla Madonna del Pettoruto. Sì. Ovvio che la strada che andremo a percorrere poi per il santuario allora non esisteva. La gente partiva, i pellegrini, i fedeli partivano da qui per andare alla Madonna del Pettoruto. Questa è l'antica via penitenziale. Sì. Una delle testimonianze più antica è quella piccola edicola, sì, intitolata a San Basilio Magno, santo monaco greca, di origine orientale. E quella piccola edicola invece che è dedicata a Fra Giovanni, cui è dedicata l'intera area che porta il suo nome. Ok, possiamo scendere e andare a visitare? Sì. Dicendo, perdonami? Che questa è la fontana di Fra Giovanni, un santo monaco del vicinissimo monastero di San Sozonte. L'area è dedicata a lui perché lui era un ceramista. Sì. Praticamente aveva la sua officina per fabbricare i vasi in quest'area. Qui lui operava, appunto, lavorava la ceramica, appunto. Siamo in che periodo, perdonami? Praticamente qui siamo tra il X e l'XI secolo, in piena età bizantina. In piena età bizantina. Il che, già questo rumore dovrebbe farci capire un paio di cose. Il verde della natura. Esatto. L'estraenarsi proprio dal mondo e dalle persone. E già ce la capivano più di noi. Credetemi, cari amici, per parlare pure agli amici che ci guardano da casa, è qualche cosa da vivere, perché pure che noi ora vi ci portiamo, vi facciamo rivivere attraverso queste poche immagini, e spero in un miglior modo possibile, ma secondo me non rende quando rende dal vivo. La meraviglia che qui è San Sosti, il verde è questo canto della natura, che specialmente in un periodo difficile come questo qua, che stiamo vivendo, in un periodo storico molto complesso come questo qua, quanto può fare bene all'essere umano. È praticamente la medicina dell'anima. Caro Angelo, proseguiamo per imbatterci in una casa che ci riporta al mondo fantasy. Veramente, sembra la casa di Frodo Baggins. Sarebbe praticamente questo. Ma di qua andiamo? Sì. È un antico mulino del 600, della seconda metà del 1600, addirittura in uso fino alla metà degli anni 70 del secolo scorso. È un mulino d'acqua la cui caduta, l'incanalamento viene portato da un acquedotto indietro, e quindi questa è la caduta dell'acqua. È una delle poche bellezze, delle molte bellezze della gola del fiume Rosa, che qui stiamo per incominciare a percorrere.
Sì. Come dicevo prima, questa è la via dei pellegrini che porta poi verso il santuario del Pettoruro. Se c'è da dire che è il paese dei mulini, questo è uno, ma ce ne sono anche altri due lungo la riva del fiume Rosa. Chiedo scusa per il suono che secondo me sarà un po' diciamo così, frastornato dal suono di una meraviglia che vi porterò alla vostra attenzione. Spero vi ripeto ancora una volta, scusatemi se posso sembrare logorroico, ma è giusto che vederla dal vivo, per gli appassionati della storia di Calabria. Per voi che ci avventuriamo in queste meraviglie. Avete visto voi che meraviglia? Trovo giusto non parlare per dilungarmi in discorsi e raccontarvi nuove storie, perché basta semplicemente osservare, o come dico io, ascoltare il canto della natura per ritrovare un po' noi stessi. E quindi vi lascio le immagini girate dall'operatore. Permettetemi di consigliarvi un viaggio qui, in questa magnifica terra, San Sosti, e di visitare questo posto che state osservando. Fidatevi del sottoscritto. Noi continuiamo a passeggiare in questo magnifico borgo, ma la domanda che mi sorge spontanea, caro dottore Bartucci, è: perché San Sosti? Da dove deriva San Sosti? Allora, deriva dal greco bizantino Agios Sostis. Sì. Praticamente l'abitato bizantino e medievale si sviluppa attorno al monastero di San Sozonte, appunto San Sosti. Monastero bizantino. Sì, Stavamo monastero bizantino appunto intitolato a San Sozonte, santo martire della Cilicia, sotto Diocleziano, tra il 7 settembre del 304. È stato scavato? È stato trovato? Allora sì, fa parte di un finanziamento e partiranno gli scavi da qui a poco. Meraviglia. Qua praticamente ovunque si posa lo sguardo si trova Esatto, storia, si può scavare. Qui praticamente quando sono stati fatti i lavori di restauro è venuto fuori ovviamente il cimitero post riforma. Sì. Noi ci troviamo davanti a questa bellissima chiesa, ma a chi è intitolata? La chiesa è intitolata a Santa Caterina di Alessandria, vergine e martire, sotto l'impero di Diocleziano. Abbiamo avuto modo di conoscerla nei nostri viaggi nel precedente programma. Che periodo parliamo, giusto per contestualizzare? La chiesa che si vede adesso è in stile ovviamente neoclassico, Sì. ma sorge su una chiesa di età bizantina del X-XI secolo. Infatti sono stati effettuati dei sondaggi archeologici all'interno della chiesa ed è venuto fuori l'antico l'impianto antico di età bizantina e reperti che attualmente sono conservati presso il Museo della Sibaritide. Che bello. L'orologio sta segnando la fine di questa puntata e purtroppo per il sottoscritto ci stiamo incamminando sempre di più verso la fine dei nostri viaggi. Quante cose abbiamo appreso, quante storie abbiamo conosciuto e tanti, ma veramente tanti beni archeologici che non hanno nulla da invidiare alle più grandi dinastie della storia. Nella prossima puntata continueremo la nostra passeggiata nel magnifico santuario della Madonna del Pettoruro e ci sposteremo poi di nuovo a Pizzo. E anche questa sera vi do appuntamento al prossimo viaggio nella storia, sempre di sabato, sempre alle 21, su Teleuropa Network.